Buonasera a tutti, longhe cutte. Stionno, mi insegno come si fanno i melangiani a famiggiana. Intanto da accattare due melangiani rosse, belle rosse, ed in casa, ci levate scotch, le lavate, tagliate belle fettine. Pigliate la pareggia tanta, mettete da rintra belli laghe, sale abbondante, inghittere occhio e le facete fitte. Facete un poco che c'è il sugo, c'è tutto che c'è copiato e rimenate. Pigliate la pareggia, c'è tutti melangiane, un solo melangiane, un solo salsa che c'è copiato. Pigliate pesciotto, pezzuta a pezzuta tagliate. C'è tutto in capo, famiggiana abbondante, sottiletta, tutto il motivo di formaggio che ti capite, va? Cocconzola, spizzero, asiago, emenda, ricotta, fisca, c'è da mettere. Nel solo melangiani ci mettete, ci dite la salsa copiato. Nel solo formaggio ci mettete sottilette, pesciotto, un salame, l'uova, ustole, a salsiccia ci mettete, a salsiccia c'è da mettere bella fisca e bella rossa e la tagliate bella fettine e ci mettete in capo perché a tutti piace e poi la salsiccia si può mettere in mucca, mangiarla è buona, quando la salsiccia è già bella a tutti piace, pure a me mi piace, perciò ci mettete e poi ci in capo la salsiccia. Così la salsiccia è bella cuponata, mezz'ora avete aspettare, picchiate la tiglia, mettete nel forno, dopo mezz'ora picchiate la scina, zazzate un poco com'è, e vedete com'è, è già buono. Io amo queste cose, mangiate cose buone, cose genuine, so come dice Maria che c'è di Trapani, cose che dico Maria di Trapani, perché ho cucina all'antica, originale e genuina. Stiamo di questo, poi alla prossima, un'altra cosa mi dico, buon appetito! E buon pranzo, buona cena. Mi voglio bene. Seguitemi e mi mando un bacione. Ciao Maria.